10 giorni di coma senza mai riprendersi, sono finite le speranze per Marco Vecchiato, il 26enne di Massanzago che il 14 agosto era rimasto coinvolto in un incidente stradale in moto lungo la strada dei Tornanti che collega Passo Cereda nel comune di Primiero di San Martino di Castrozza. I medici del reparto di rianimazione dell'ospedale Santa Chiara di Trento, dove era ricoverato, hanno staccato le macchine e dichiarato la morte del giovane. I genitori hanno autorizzato l'espianto e la donazione degli organi del figlio. Marco Vecchiato era stato trovato privo di sensi sull'asfalto durante un'uscita in moto da un amico che era tornato indietro non vedendolo sopraggiungere. Fatti, pochi tornanti ha trovato l'amico disteso a terra, privo di sensi. Subito ha allertato i soccorsi, giunti con l'elicottero. Vecchiato è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Trento, dove è morto nelle scorse ore. Il giovane era molto conosciuto a Massanzago, dove viveva e dove collaborava come volontario con la Proloco. I funerali si svolgeranno sabato mattina alle 10 nella chiesa parrocchiale di Massanzago.